Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo notizie dal web e non solo di oggi, sabato 2 aprile. Molti sono gli interventi di ristrutturazione che si stanno facendo sulle abitazioni nel centro di Chioggia, approfittando dei fondi e delle sovvenzioni, per cui molti di conseguenza sono i cantieri edili aperti. In uno di questi, attivo in un'abitazione situata in una calle a Chioggia, tra il giorno 30 e il 31 marzo, sono stati rubati alcuni attrezzi. La polizia li ha rinvenuti nascosti in una calle vicina e li ha restituiti prontamente al proprietario, incontrato mentre stava cercando tra i cantieri vicini se avessero informazioni a riguardo o se avessero subito furti. Tutto bene ciò che finisce bene, si dice, ma stavolta l'esito positivo della ricerca è dovuto anche all'aiuto fornito dai residenti che hanno parlato con la polizia dando preziose indicazioni. Il valore dell'attrezzatura sottratta e recuperata si aggirava attorno ai 1.500 euro, non quindi una cifra da poco. Non sembra essere stato l'unico furto a danni di imprese edili nel giro di pochi giorni e sono almeno 3 i cantieri che sembra siano stati depredati. Sembra però che i responsabili dei furti siano già stati individuati. Marina, ucraina sposata con un italiano a Chioggia da circa 7 anni, ha dato vita a una rete di sostegno e informazione per collegare Chioggia all'Ucraina attraverso una pagina Facebook, Ucraini a Chioggia, con la quale mette in contatto chi cerca aiuto e chi offre aiuto, in modo che nulla vada sprecato. Marina riconosce l'enorme generosità del popolo chioggiotto, il quale ha donato e sta donando ciò che può a donne e bambini che arrivano spaesati, catapultati in una realtà completamente diversa dalla loro, dove si parla una lingua che non conoscono, giunti qua fuggendo da una guerra che un paio di mesi fa non si pensava avrebbe avuto motivo di scoppiare. Persone che da un giorno all'altro si sono trovate a dover racimolare le proprie cose e a scappare dalle proprie case. Dopo un mese chi è rimasto si sta abituando al suono delle sirene d'allarme, al poco cibo e a sopravvivere. Chi è qua teme di essere chiamato per essere informato di aver perso un fratello o la madre o chiunque sia rimasto nel proprio paese per non volersi allontanare dalle proprie abitudini. Gli aiuti a Chioggia non mancano, sono tante le associazioni di appoggio che forniscono vestiario, coperte, cibo, ma ciò che ha offerto Monia, aiutata dalle signore sue amiche e grazie al sostegno dell'azienda per cui collabora, Yves Rocher, è più personale. Sono veri e propri regali quelli che Monia e i suoi folletti, come li ha chiamati, hanno incartato con tanto di ciuffetto coi colori della bandiera ucraina e un bigliettino di benvenuto scritto in lingua. Prodotti per l'igiene della persona, di qualità, piccole coccole profumate per regalare un sorriso. Un pensiero che ha rallegrato per prima la stessa Marina, che ha riconosciuto in questi piccoli doni un qualcosa di personale a cui ora non si pensa, come si è presi dalle necessità primarie e urgenti. Un piccolo lusso di benvenuto che dà un sentore di normalità. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, in quanto assessore all'innovazione, si è recentemente incontrato con l'amministratore delegato di Save, trovando un interesse condiviso per lo sviluppo della mobilità attraverso l'impiego dei droni.
Il gruppo Save è attivo su molti progetti di Urban Air Mobility, in coordinamento con ENAC ed ENAV. Tra i progetti anche la realizzazione di un vertiporto per droni e energia elettrica per il trasporto dei passeggeri. Il comune di Chioggia, in un'ottica di connessioni future tra l'aeroporto di Venezia e la città di Chioggia, vede importanti opportunità. La realizzazione di un vertiporto nel territorio clodiense avrebbe una duplice attrattività, da un lato offrendo un modo nuovo per visitare la laguna e le bellezze del territorio, dall'altro connettere velocemente Chioggia all'aeroporto Marco Polo e ad altre infrastrutture. Secondo il sindaco Armelau, usare i droni per il trasporto di merci e persone potrebbe far diventare Chioggia una città protagonista. Il vertiporto, con stazione di arrivo e partenza, potrebbe essere realizzato in Val d'Ario o all'Isola dell'Unione. Con Save si potrà sviluppare un percorso interessante. Non si tratta di fantascienza, ma del prossimo futuro, ha voluto sottolineare. Sono progetti che in altre realtà sono già stati realizzati e questo progetto potrà subire un'accelerazione, come ha confermato la stessa Save, che ha inserito Chioggia nella rete dei collegamenti, che verrà sviluppata in Veneto. E conclude: non potevamo trovarci esclusi o impreparati su un progetto così ambizioso, che farebbe uscire in parte Chioggia dall'isolamento. Il futuro partirà anche da Chioggia. L'amministratore delegato del gruppo Save, Monica Scarpa, evidenziando che il gruppo è impegnato nella progettazione di vertiporti per i veicoli a decollo verticale, un progetto che dovrebbe favorire il decongestionamento del traffico nei centri urbani. Tra Comune di Chioggia e il gruppo Save sono stati pianificati ulteriori incontri di approfondimento. Il piano industriale per il triennio 2021-23 presentato da Veritas è stato approvato dai sindaci soci. Nasce per aggiornare il piano di investimenti, dando una centralità alla sostenibilità e all'economia circolare, focus in cui si centralizza l'attenzione dell'ONU e dell'Unione Europea in vista del raggiungimento entro il 2050 della neutralità climatica, obiettivo del Green Deal verso il quale dovrà essere indirizzato il 37% dei fondi del PNRR. Per il triennio 2021-23 la Veritas prevede il rafforzamento dei servizi, fornendo i servizi pubblici essenziali al minor costo possibile, tenendo in considerazione le unicità del territorio. Il piano industriale prevede lo smaltimento efficiente dei rifiuti, l'autosufficienza del bacino, la protezione delle fonti idriche e l'attuazione di politiche volte al risparmio dell'acqua potabile, il potenziamento e il rinnovamento delle reti di distribuzione, il completamento e l'aumento dell'efficienza delle reti fognarie, oltre che il potenziamento delle tecnologie di distribuzione. Il piano prevede anche la formazione del personale, potenziandone le competenze, rinnovando i mezzi aziendali, apportando miglioramenti all'organizzazione interna e rinnovando le sedi logistiche. Per raggiungere questi obiettivi, Veritas per il triennio 2021-23 ha previsto un totale di 258 milioni di euro di investimenti da dividere negli ambiti di interesse aziendale. Per i servizi ambientali saranno previsti 96 milioni di euro. In questo ambito il piano industriale prevede che i sistemi di raccolta siano standardizzati a 3, nel rispetto delle specificità di ogni singolo comune, in modo da abbattere i costi del sistema di raccolta. Inoltre fino al 2026 sono previsti interventi finanziati con 60 milioni del PNRR che riguardano impianti, sistemi di raccolta e centri di raccolta.
Le migliorie che saranno previste nel sistema idrico integrato interesseranno il completamento di acquedotti, la sistemazione di condotte e serbatoi, oltre che nuove fognature e l'adeguamento di condotte fognarie. Tra gli altri interventi saranno necessari quelli per adeguare i forni crematori di Marghera, Spinea e Conegliano. Inoltre l'azienda sta procedendo con il piano di razionalizzazione societario, che dovrebbe vedere la fusione con Veritas di Eco Progetto Venezia e Eco Ricicli Veritas. Per la 29ª stagione concertistica 2021-22 Città di Chioggia, l'Associazione Lirico-Musicale Clodiense ha presentato ieri sera a Chioggia all'Auditorium San Nicolò i fiati dell'orchestra di Padova e del Veneto, con Paolo Brunello, oboe e concertatore, primo oboe dell'orchestra da 35 anni, il quale nonostante sia ora in pensione continua a collaborare con l'orchestra per alcune produzioni, quale quella che si è svolta ieri sera a Chioggia. Quella su cui l'orchestra si è esibita è la Gran Partita, una composizione di Mozart scritta più o meno nel 1780 con aggiunte posteriori, per 12 strumenti a fiato e contrabbasso, un evento in cui gli interpreti sono tutti professionisti e provenienti da tutto il Veneto e non solo da Padova. La partitura ha una durata di circa un'ora, estensione inusuale per un ensemble di soli fiati e pertanto ha sostenuto da sola tutto lo spettacolo. Si tratta di un pezzo che non viene suonato frequentemente, per cui lo spettacolo di ieri sera può definirsi una chicca. Brunello collabora anche con altre orchestre, tra cui quella della Fenice. Come racconta nell'intervista fatta a Gwendalina Ferro per Radio Diva, la pandemia ha avuto un brutto contraccolpo nel mondo della musica, soprattutto per l'impossibilità di avere un contatto con il pubblico, contatto che ora sta riprendendo, dando una giusta gratificazione ai musicisti soliti ad esibirsi nei teatri. L'Auditorium San Nicolò ha una buona acustica, migliorata con degli accorgimenti, e il pubblico viene piacevolmente coinvolto dall'intensità dei suoni. Il pubblico di ieri sera non ha riempito lo stadio, ma chi ha potuto assistere porterà con sé un'esperienza appassionante. Sarà aperto dal prossimo lunedì 4 aprile, dalle ore 8, il parcheggio denominato Parco Unione e l'annessa area di sosta Isola dell'Unione Ovest, assegnati in gestione alla partecipata SST SpA. Per la realizzazione del parcheggio sono stati spesi 1.400.000 euro derivanti dai patti territoriali Chioggia, Cavarzere e Cona. A cui è stato aggiunto un contributo di 674.000 euro da parte del Comune. Rispetto al precedente parcheggio a raso, il numero degli stalli è aumentato di 67 unità. L'assessore Grigi ai lavori pubblici afferma che il parcheggio viene aperto nei tempi previsti. Si intuisce che è inutile recriminare sulle vicende che lo hanno accompagnato fino ad ora. Bisogna focalizzarsi sui benefici che apporterà alla cittadinanza. Potrà essere implementato con altri servizi in futuro, quali l'ascensore e i pannelli solari per l'efficientamento energetico. Il segretario generale di FPCGIL, Daniele Giordano, non ha potuto che commentare negativamente la nota da parte del Comune di Venezia, che l'altro giorno comunicava l'abolizione del lavoro agile anche per i lavoratori fragili. Si intendono fragili i lavoratori che hanno condizioni di salute poco compatibili con la situazione di emergenza attuale, confermate da certificazioni mediche.
Ma mentre tutti i lavoratori, anche quelli fragili, riprendono il lavoro in presenza, per i consiglieri comunali ciò non è ancora possibile e il Consiglio continua a svolgersi da remoto, come evidenzia il sindacalista. Ciò mentre la Regione Veneto ha prorogato lo smart working fino al 15 maggio per i lavoratori fragili, come hanno intenzione di fare anche altre amministrazioni. Secondo il sindacato ciò è inaccettabile e va immediatamente rivisto, anche in quanto dà la sensazione che la politica sia un settore privilegiato e ciò di fatto allontana la gente. L'ex sindaco di Cavarzere Tommasi, dopo 6 mesi dal termine del mandato, ha voluto ricordare i progetti che si sono conclusi o che si stanno concludendo, ma che sono partiti sotto la sua amministrazione. L'elenco fatto ha avuto lo scopo di dimostrare che ora l'attuale maggioranza, minoranza durante il suo mandato, vede positivamente questi progetti criticati a priori mentre lui era sindaco. Ha concluso affermando: «Ho sempre sostenuto che la semplice contestazione fine a se stessa serve a poco. In questi anni arriveranno tantissime risorse, come mai era successo a livello nazionale. Ora l'importante sarà spenderle bene nell'interesse dell'intera comunità». Sono 4.000 circa i tamponi effettuati alla popolazione ucraina giunta nell'area di competenza della USL Serenissima, 3.000 dei quali effettuati a donne in quanto gli uomini sono rimasti in patria a combattere. Dei 4.066 controlli effettuati è stata riscontrata positività soltanto in 96 casi, asintomatici o con pochi sintomi. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 2 aprile, è la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!